inserirsi in tanti. D'accordo. Siamo giunti alla terza corsa dal Savio, ritirato Tax Griff. Restano in 8 2 René Pallebigi, 3 Sharif Deirum, 4 Ulysseans, 5 Honda e Greppi, 6 Vitesse Play, seconda linea, 7 Roger L, 8 Udet Jet, 9 Top Model pari. Favori netti per Vitesse Play, addirittura 1,48 la quota in chiusura di gioco. Per l'allievo di Andrea Annunziata, che in poche battute sfila in testa nei confronti di Ulysseans, che ha superato Sharif Deirum, mentre rimane all'esterno Oan dei Greppi. Al comando dunque la favorita Vitesse Play, che va via anche di buona alena e completa i 200 iniziali in 14,7. Seconda posizione per Ulysseans, poi Sharif Deirum, mentre all'esterno si adegua Oan dei Greppi. Tira via veloce la battistrada, che completa il quarto iniziale in 29,4, con seconda frazione più svelta della prima in 14,7. Ulysseans cerca di rifarsi sotto, Sharif Deirum segue in terza posizione lungo la corda. All'esterno è sempre Oan dei Greppi, che precede il resto del gruppo, che ha in coda Roger RL. Intanto Cavalli al passaggio davanti alle tribune e continua a guidare isolati in avanti Vitesse Play, completa gli 800 in 59,7. E dalla posizione di retroguardia cerca di avanzare Roger RL, ma è ancora in ultima posizione e deve risalire in terza ruota, compito davvero duro. Intanto il chilometro completato dalla testa in 1,15,2, Ulysseans rimane bene in seconda posizione, all'esterno è sempre Oan dei Greppi, alla corda Sharif Deirum, poi sposta anche René Pallebigi. Intanto siamo a poco più di 400 dalla conclusione, con Vitesse Play in vantaggio, in seconda posizione Ulysseans, Sharif Deirum in terza lungo la corda. Vitesse Play sta facendo corsa per proprio conto e si sta isolando letteralmente dal gruppo. La lotta è solo per le altre piazze. Vediamo scattare anche Roger L, a retta d'arrivo con Vitesse Play, numero che 5, nel finale Oan dei viene a Greppi, concludere squalificato. isolati in avanti. La lotta per il secondo posto vede emergere a centrogruppo Top Udet Jet, che piega Roggia RL proprio a fil di palo. 1,15,2 il ragguaglio conclusivo e vittoria isolata per Vitesse Play e Andrea Annunziata, che vincono davvero da lontano, scattando in testa in poche battute e poi facendo corsa per proprio conto. La quota di 1,49 a questo punto sembra addirittura alta per Vitesse Play, allieva di Battista Congiu, che conferma l'ottimo momento di forma e si isola in avanti. Corre bene comunque di spunto Udet Jet, che piega un'ottima Roger RL, che era rimasto in coda al gruppo e si rifà in seconda e terza ruota all'ultimo giro, ma non basta per ottenere il secondo posto, perché Udet Jet la piega sul palo e coglie così la seconda piazza.